Salve a tutti, oggi vi do la spiegazione attinente il mio breve romanzo storico, Paris è una Sardegna comune insieme per una Sardegna comune, in modo tale da chiudere questo piccolo percorso di valorizzazione, tutela e promozione della lingua e della storia sociale di Sardegna. Il lavoro è nato in seguito a dei consigli, per meglio dire, delle spinte che mi hanno dato diversi amici affinché io scrivessi un romanzo. Io romanziere non lo sono e non lo sarò, tanto per essere chiari, e di conseguenza ho partecipato anche a qualche concorso letterario. Ma soprattutto questo lavoro è nato in seguito alle riflessioni che ho elaborato dopo gli incendi avvenuti nell'Alto Listanese nel luglio del 2021 appunto. E non per niente questo lavoro è stato scritto dal 7 di agosto al 31 dello stesso mese del 21. Perché è stato scritto, come avete notato, è stato scritto con delle diverse varianti linguistiche. Queste varianti linguistiche sono state messe in atto proprio perché spesso si dice che tra strade non ci si capisce e invece, a mio avviso, si tratta solo di una questione di attenzione e di volersi soprattutto capire. Inoltre il testo appunto ha trattato questo suo percorso storico, quindi il protagonista ha avuto questo suo percorso storico sociale, in cui ha evidenziato l'ambiente eh, distrutto dagli incendi, quando ha incontrato la ragazza, e quindi una forma di riflessione riguardante l'esperienza anche del protagonista avvenuta in quel contesto storico, soprattutto in quel contesto ambientale tra mare e montagna. Successivamente abbiamo messo in evidenza Eleonora d'Arborea, questa Senora Manna, quella era Eleonora d'Arborea, la Carta dei Logo con i suoi ordinamenti e l'8 di settembre sotto dei Capodanni, la quale è una data molto importante per quanto riguarda la cultura sarda, ovvero l'8 di settembre spesso, in certe parti ancora oggi, venivano stipulati i trattati in occasione di Santa Maria, i contratti tra pastori e merisi o tra contadini sempre proprietari terrieri, merigerus o proprietariedus o proprietari. Durante il percorso il protagonista è giunto in una comunità, sempre nell'Alto Listanese, la comunità si trattava di Buonarcado, della chiesa di Buonarcado, e di conseguenza si è messo in risalto il Condaghe, il Scondacis, il Condaghe del Bonarcado, il quale ci fa conoscere molto bene la lingua del tempo e la società del tempo appunto con le sue consuetudini, la sua economia e così via. Sempre durante il viaggio eh, il protagonista ha evidenziato i passaggi da un regno all'altro, quindi dal regno d'Arborea è passato al regno di Torres e ha evidenziato anche le guerre intestine sarde, quindi quei movimenti medievali che sono avvenuti nella terra di Sardegna, quindi scontri tra i giudicati, tra grandi famiglie e così via. Il lavoro ha voluto evidenziare sempre eh, questa continuo viaggiare, questa continua ricerca anche avventurosa del protagonista, dell'uomo, in cui vuole anche mostrare la geografia sarda della Sardegna. Come già accennato, i giudicati, i scuratorias, le fattorie, e ovviamente le ville, quindi le città, i paesi sbidasa, e ad un certo punto ci ha fatto conoscere anche la città comunale di Sassari, quella città in cui ha incontrato una bella ragazza, quindi non ha trascurato neanche la fase amorosa, avventurosa del viaggio e si è trattenuto con questa nuova donna, questa conoscenza,
a questa nuova conoscenza con la quale ha trascorso alcuni giorni. Quindi si è voluto mettere in risalto anche il fatto che l'uomo, nonostante fosse in una continua ricerca intellettuale, di conoscenza, di amicizia, di fratellanza e così via, ha vissuto anche la sua esperienza amorosa in una forma di avventura. Quindi una continua ricerca anche legata alle tradizioni popolari, al sapere, come vi ho già accennato, la conoscenza e così via. Inoltre, durante questo viaggio, abbiamo visto che è stato messo in risalto la cultura barbaricina, quando si è arrivato nella capitale di Sabarbagia, quindi si tratta di Nuoro, e questa identità barbaricina che con la sua musica sarda, quando si è arrivato in piazza, con la sua poesia cantata. E questa poesia cantata non poteva che essere, che poteva rappresentare i tenores, quella poesia che è conosciuta da tempi, eh, dal passato, per niente, anche oggi il tenores è appunto riconosciuto dall'UNESCO, quindi patrimonio dell'UNESCO, quindi la trasmissione orale della cultura popolare e così via. È stata messa l'ospitalità barbaricina, è stato messo in chiaro anche il fatto che questa ospitalità, in un certo qual modo, mette in essere come il forestiero è sempre un forestiero. È stata messa in risalto anche la trasmissione orale del sapere, quel sapere che viene tramandato oralmente da padre in figlio, Isaiaius, dai nonni, Bisaius, bisnonni e così via. Quindi l'importanza anche della trasmissione orale e culturale. Inoltre si è vista la transumanza. La transumanza in questa circostanza il romanzo ha messo in evidenza la figura del pastore nella sua interezza psicologica, umana, culturale, e quindi Pietro, quel pastore che viene presentato come un bellissimo uomo, in sostanza, con gli occhi verdi, alto, robusto, sempre eh, un carattere riservato e così via, e, però all'interno di questa sua riservatezza nasconde la sua intimità, quindi quella sua intimità legata all'amore o alla valentia. Non per niente, ad un certo punto, quando abbiamo visto si sono lasciati il protagonista con Pietro, ci si è confidati, ci si è capiti che Pietro fuggisse da qualcosa, o da amore o valentia, no? Ma lì rientra che la riservatezza del protagonista che non chiede, e quindi la riservatezza del sardo, che anche per carattere è sempre riservato, no? Che non chiede, quindi aspetta magari che il suo amico dica spontaneamente ciò che prova. E inoltre c'è sempre questa fuga dal posto nativo, ma c'è una fuga anche legata all'economia del popolo sardo, ma soprattutto del popolo legato al mondo pastorale. Noi, come sappiamo, molti barbaricini, attraverso la transumanza, si sono anche eh, sistemati in una parte geografica differente dalla loro natia, ovvero in Campidano, nel Sulcis, in Gallura, soprattutto, no? Soprattutto. In seguito il romanzo ci ha presentato, ha fatto riferimento metaforicamente a degli avvenimenti storici, alla battaglia dei Sedori, no? La battaglia di San Luri del 30 di giugno del 1409, in cui gli alborensi combattono contro gli aragonesi catalani, comincia a perdersi il sogno dell'unità del regno arborense, della Sardegna sotto il governo arborense. E in questo caso abbiamo visto anche il coraggio di Pietro che combatte affinché ci sia una vittoria da parte arborense, ma ciò non avviene, come la storia ci fa conoscere, e svanisce in un certo qual modo una parte del sogno dell'autonomia del popolo sardo, potremmo dirlo politicamente parlando. E
si vede anche, viene messa in risalto anche Cagliari, quando il protagonista giunge nella capitale, quindi in Castello. Cagliari in quel periodo storico era vissuto da diverse popolazioni, cioè oltre ai sardi, cagliaritani, catalani, c'erano anche dei maiorchini, no? Dediti al commercio e così via, quindi vede questa città in un certo qual modo una città viva, una città ricca di diverse culture, ma anche una bella città in cui attraverso l'esperienza e attraverso le diversità può crescere anche il protagonista stesso, intellettualmente e umanamente. Seguendo, si evidenzia anche il ricordo del protagonista quando il nonno e la nonna raccontavano quando Pietro il Cerimonioso in sostanza aveva istituito nel 1155 il primo Parlamento sardo, quindi c'è un riferimento storico molto importante, il Parlamento composto dagli stamenti ecclesiastici, feudali, reggio e in quelle circostanze, la prima occasione anche quello dei sardi, e, come ci fa conoscere molto bene la professoressa Auribetta Schena, docente dell'Università di Cagliari. Il lavoro, questo romanzo, visto che di romanzo si tratta, ha messo in evidenza anche il ruolo della donna, la donna quando Marietta sposa il feudatario, quindi sposa quella donna che in un primo momento era a servizio, successivamente grazie alle sue, scusate il gioco di parole, grazie nascoste e alla sua intelligenza, riesce a conquistare Sumeri e a, ad far sì che ci sia il salto sociale. Quindi Mariella riesce a fare il salto sociale, ma in un certo qual modo, attraverso la sua presenza in Spagna, in occasione del matrimonio tra Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona, conferma il passaggio della Sardegna sotto il controllo del Regno di Spagna. Il matrimonio è avvenuto nel 1469, a distanza di 10 anni, il suo iter burocratico istituzionale ha fatto sì che la Sardegna passasse sotto il controllo del Regno di Spagna. E quindi a seguire abbiamo visto anche come è stato messo in risalto diciamo la malinconia del protagonista verso il posto natio. Infatti per un certo periodo rientra nel suo villaggio, trova degli amici, riprende gli studi, riprende queste sue ricerche, ma ad un certo punto riprende Sabbertua, quindi Sabbertua come il simbolo del sapere, dove custodiamo tutto il sapere, e di conseguenza intraprende il suo viaggio in terra di Sardegna. E sempre durante questo viaggio incontra Francisco Stontonau, che è Francesco Stontonau, il quale si poneva il problema riguardante l'università in cui dovesse studiare il figlio, e quindi a Sassari o a Castello. Quindi noi in questo quadro iniziamo che all'inizio del Seicento nascono le università sarde, e quindi questa è una metafora che pone in evidenza la nascita dell'Università di Sardegna. E inoltre evidenzia anche il fatto che il suo figlio, l'importante, eh, un'importanza fondamentale sarebbe stata quella attinente alla lingua spagnola, ovvero sia importante che andi a studiare o a Sassari o in Castello, sia importante che stiano questa lingua spagnola, quindi lo spagnolo vuole evidenziare come era la lingua ufficiale del regno. Non dimentichiamo che eh, in Sardegna, in quel periodo storico, il catalano era sempre una lingua d'élite, la lingua della cultura, diciamo c'era il sardo, la lingua del popolo, nonostante fosse utilizzato anche negli atti e così via, e lo spagnolo era la lingua ufficiale. Andando avanti abbiamo presentato il barone di Saint-Rémy, quindi identifica il passaggio del dominio spagnolo in Sardegna, il passaggio del Regno di Sardegna ai Savoiardi. E quindi vediamo come arriva il barone di Saint-Rémy in Sardegna, è molto simpatico anche questo fatto, ma purtroppo veritiero,
quando arriva in Sardegna dice che la gente in sostanza non aveva voglia di lavorare, il posto faceva schifo, non c'era uno spunto economico, si è legato al vecchio sistema. In poche parole, la parola del barone era quella attinente il fatto che i sardi erano legati alla cultura spagnola, non per niente, per quasi 400 anni i sardi vivevano a fianco degli spagnoli, più i catalani prima e degli spagnoli dopo. Continuando il percorso, si vede come a metà del Settecento c'era una grandissima povertà in Sardegna. Questa grandissima povertà porterà al rifiuto da parte del popolo di pagare i dazi feudali e di conseguenza alla famosa rivoluzione sarda. È stato messo in evidenza anche ehm, l'autoconvocazione del Parlamento sardo del 1793. Avanti è stato evidenziato anche il periodo post-rivoluzionario, cosiddetta Sardegna del 1794, 28-29 aprile, e l'arrivo in Sardegna dei reali, quindi dal 1799 al 1814 i reali, stati diciamo reggiati in Torino, in Piemonte dai francesi, scappano, vengono nell'isola di Sardegna e nella nostra terra avevano creato non pochi problemi in quanto erano aumentate le tasse eh, per mantenere questa sfaenausa, no? Tutta una truppa, un'equipe, potremmo dirla con un linguaggio contemporaneo da mantenere. Anche il fatto che il popolo sardo avesse rifatto il giuramento al reale e di conseguenza aveva ritirato anche le famose 5 domande. Bene, eh, inoltre è stato messo in questo lavoro, è stato evidenziato, è stato messo in rilievo appunto anche il periodo in cui i piemontesi hanno cercato di fare delle riforme, perlomeno potremmo dire hanno fatto o non hanno fatto, ne potremmo aprire anche un dibattito, comunque delle riforme in Sardegna, all'inizio dell'Ottocento ho messo in evidenza il 1806 quando ci sono state l'editto dell'Ulivo, no? L'editto dell'Ulivo era tu piantavi un tot di piante di 4.000, mi sembra, 4.000 alberi di ulivo, di conseguenza ricevevi il titolo di Don, quindi erano i nobili dell'ulivo, conosciuti come nobili dell'ulivo. Successivamente ho evidenziato come è stata eliminata la legge sulla tortura, quindi questo è stato molto importante. L'editto delle chiudende del 1820, e quindi anche in questo caso si passa da un sistema comunitario a un sistema capitalistico, quindi cambiano gli usi e costumi, ma soprattutto quel mondo legato all'agricoltura e alla pastorizia sardo-mutta, in quanto nasce la proprietà privata. Ma in questo quadro viene evidenziato anche come la proprietà privata, quindi con il diritto delle chiudende, successivamente abbiamo visto anche con la fine del feudalesimo, dal 1835 al 1842, ma soprattutto il diritto delle chiudende che ha posto fine a al sistema comunitativo di Sardegna. Inoltre sono stati evidenziati anche gli intrighi, no? Quando si dice stanca Zarrada da Ferraferra, eccetera, eccetera, Melchiorre Moreno, anche qua qualcuno dice che non si tratta di Melchiorre Moreno, però cioè, sono state evidenziate le malefatte di molti feudatari, no? Ad un certo punto è stato messo in evidenza anche la costruzione quella che noi conosciamo come Cagliari Sassari, la nostra 131, la vecchia Carlo Felice, no? In sostanza quando incontra Maglio è riferimento a uno studioso sardo, incontra Maglio e dice che per 7 anni dovrà fare delle 7 campagne,
queste campagne vanno fatte velocemente in quanto la malaria è sempre alle porte. E segue la fine della Carta dei Lugu, quando viene sostituita in toto dalle leggi feliciane del 1827. Quindi ad un certo punto non sono state dimenticate le feste patronali. Non per niente, vediamo quando si è giunti a Santa Greca, a Santa Rega del Decimo Manno, fa riferimento a Santa Rega del Decimo Manno, e Santa Rega incontra gli amici nuoresi, solitamente per le grandi feste isolane ci si sposta dai grandi centri agli altri, no? E quindi qua ho evidenziato Santa Rega, dove il protagonista ha incontrato gli amici nuoresi e Giacomo ha restituito l'ospitalità ricevuta in passato in quel di Nuoro. E quindi diciamo che rappresenta l'amicizia, poi ascoltata la regadoria in missa, e poi io sono papà, quindi ascoltata la preghiera, la messa, fatta la preghiera, ascoltata la messa e così via. Ci si è giunto un buon banchetto, abbiamo bevuto e ascoltato anche la gara poetica. Per la gara poetica ho centrato la gara poetica avvenuta a Decimo Manno tra Bittiredda, Esfratesi, Esfratesi, Flash, comunque, e quindi qua si è evidenziato, scusatemi un attimo, perché, andiamo a feste, Esfratesi, Efisi, Giovanni Villai e Simone Nido, scusate. Questa gara poetica è avvenuta nel 1847, ma per onor del vero non è avvenuta a Decimo Manno, bensì è avvenuta in Maragallagnosi. Datemi un secondo. Quindi questa è la gara poetica avvenuta il 5 di luglio del 1847. E ho preso questa gara, è avvenuta a Maragallagnosi in occasione della festa di Santo Stefano. Improvvisatori Simone Nido di Mara, Pillai Giovanni di Quarto Sant'Elena, Pillai Efisio di Quarto Sant'Elena e Melis Battestina di Luna Mazzona. Battestina Melis via Bittiredda, conosciuta in tutta la Sardegna. E quindi ho voluto inserire, e sono stato anche fortunato nell'inserire questa gara poetica del 1847 perché siamo in un periodo, proprio nel suo periodo storico. Quindi stiamo facendo questo viaggio storico dal punto di vista diacronico e dal punto di vista sincronico. Bene, detto ciò, ad un certo punto vediamo come il protagonista si immerge in politica, si butta in politica per così dire, e incontra la Deina. La Deina che è la veggente è Nenè da Sadena, è la quale l'avvisa tutto ciò che potrebbe accadere in futuro. Perché dice, oh, giovanotto, stai attento, perché non è facile, in futuro potrebbe accadere questo. E potremmo leggerlo questo. Pagina 18. Eccoci qua. Passillenni in Aristanesi, tutto in duna, io tovia un'inè da Sadina. Amica cara, di tempo stimata, che consiglio bonus mi ha donato. Dona attenzione, giovane studiato, fai attenzione, giovane studiato, letteralmente. Cassa fusione, porta a confusione, cassa fusione, porta alla fusione perfetta del 1847. Non ci adesso più autonomia, non ci sarà più autonomia. Il privilegio sant'esse in manus de vagos assortaus, i privilegi stanno nelle mani dei pochi fortunati. Ad nascere un'altra nazione, nascerà un'altra nazione, l'Italia. S'allimba a dialetto antaportai, la lingua sarda diventerà un dialetto.
E usa tenni poverezza e mede migrazioni. Avremo molta povertà e tanta immigrazione. Is lictus anta isperdere e subirli alla mancai. I boschi distruggeranno, li sboscheranno. Il verde mancherà. Is minieras sempre più de brusu sfruttadas, le miniere sempre più sfruttate. E sforriaduras in male maneras fermadas. E le rivoluzioni in mal modo bloccate, fermate. Qua fa riferimento alle rivoluzioni di Bugerro nel 1904. A casa manna antandai, vos bandidus cassai, andranno a Cacciagrossa per trovare i banditi. Qua fa riferimento a Cacciagrossa del Becchi, no? Quando i piemontesi alla fine dell'Ottocento inviano l'esercito, le milizie, per combattere i banditi i delinquenti nella zona delle Barbagie. In Africa orientale i giovani centamandai manderanno i giovani in Africa orientale, come ben sappiamo. C'è adesso una guerra manna e un'altra a seguire. Ci sarà la grande guerra, la prima guerra mondiale e la seconda guerra. A Pusti si usa cattare ora autonomia, dopo troveremo nuovamente l'autonomia, ma con stato differente, quindi in Italia avremo lo statuto autonomo della Sardegna. Senza de considero e usa essere parti bassa del sosservare, non siamo presi in considerazione dalla parte bassa dello stivale, no? I problemi del sud, la questione meridionale, potremmo dire, per non parlare della questione sarda. Isis Feinhaus non mancai, i disoccupati non mancheranno. Is politicos senza de morali, i politici senza morale. Se l'industria da fallire, l'industria fallirà, qua fa riferimento al piano di rinascita, 62. E i giovani tornano a desterrare e i giovani nuovamente ad emigrare. Mi aveva detto la veggente Sadena, che all'improvviso scompare. Quindi vediamo che questa veggente aveva previsto anche la fusione, tutti questi avvenimenti accaduti in seguito. Successivamente lo studioso, il ricercatore parla con questi intellettuali e avvisati dei consigli della veggente non lo prendono in considerazione, di conseguenza il 29 di novembre del 1847 avviene la fusione perfetta. Qua riferimento agli intellettuali, come ben sappiamo, diversi intellettuali erano favoriti alla fusione perfetta con gli stati continentali perché avevano degli interessi sia personali, quindi di natura politica intellettuale, e anche degli interessi legati degli interessi legati alla collettività in vista di un futuro migliore. Ma tutto ciò, come ben sappiamo, non avvenne. Quando a un certo punto il protagonista parla sempre dei suoi sogni e quindi dice: "Dobbiamo una Sardegna plena di trabaglio. Io sognavo una Sardegna piena di lavoro e so su giovani a non disterrare e i giovani a non emigrare. Su mare vischi a debogare, con lughente, laurera e pastoria. Il mare portar fuori tanti pesci e con una lucente agricoltura e pastorizia. Su luogo verde a non foreggiare, l'ambiente è verde su luogo verde a non infocare. Su statuto a riformare, lo statuto a riformare. Salimba si storia sarda, in sa scuola si obbligata a studiare. La lingua e la storia sarda, nelle scuole sarde, obbligati a studiare. Ricchezza si spraziasa e armas sotterradas. Ricchezze divise per tutti e le armi sotterrate, è il sogno del protagonista. S'amistade intra sardos e gente allena a dominare. L'amicizia tra sardi e forestieri a farla da padrone, a dominare. Quindi a un certo punto il protagonista continua, e siamo in conclusione, evidenziando la sua ricerca, in un certo qual modo, la sua fede, la sua ragione, la sua conoscenza
con l'aiuto anche delle persone che ormai non ci sono più, di quei grandi intellettuali che ci hanno lasciato. E camminando in campo aperto, de corpo mi ci fermo dormio, camminando nel campo aperto, mi era addormentato all'improvviso, e subito mi vi arattavo in due tribunali con gente sappia, e nel sogno mi ho trovato in un tribunale con dei sapienti. Questi sapienti erano in un tavolo ovale, in sa mesa ovale, e sa luce celeste a regnare, e la luce celeste a regnare. Dove via tutto su c'erano tutti i grandi del passato, intellettuali, io faccio riferimento soprattutto ai grandi di Sardegna, e in mezzo grazie a governare. In mezzo a questo tavolo ovale c'è Grazia Deledda a governare. Perché doveva governare Grazia? Perché dovevamo festeggiare i 150 anni della sua nascita. E Issa, con August Magnus e serietà, lei con gli occhi grandi di serietà, mi aveva preguntato, ite che caia de bete tempus a vagabondare. Mi aveva chiesto che cosa cercassi da tanto tempo nel vagabondare. Caissa so fin sempre a me billare e imparare, poiché loro erano sempre a controllarmi e proteggermi. Deo, uno vaghetto con timoria, ma orgoglioso e soddisfatto, Cazente manna e considero mi è antapicato, io, un po' timoroso, con timore, ma orgoglioso e soddisfatto, che grandi personaggi intellettuali mi avevano preso in considerazione, la ia risposto che cercavo conoscenza, amistade e confraria. Gli avevo risposto che cercavo conoscenza, amicizia e confraternita. Pace, amore e una Sardegna in fiore, posso tempus benedore. Pace e amore per una Sardegna in fiore per il futuro. E isso su, con cara buona e a riso, mi hanno salutato del suo paradiso. E loro, con un buon viso e un sorriso, mi avevano salutato dal paradiso. De spantum in de via scitao, e con s'aberto racconto mi via d'orra incarrerao. All'improvviso mi ero svegliato e con la mia bisaccia in spalle avevo ripreso il cammino. Vediamo come qua il personaggio evidenzia la sua fede, la sua speranza, come accennato poc'anzi, la ragione, la sua continua ricerca di una ricerca che faccia sì che si viva in paresi, per una Sardegna migliore, soprattutto una Sardegna migliore per i posteri. Spero che vi sia piaciuto, grazie per avermi ascoltato. Valorizziamo, tuteliamo e promuoviamo la lingua e la storia sociale di Sardegna. In buon onore.